Don Branco, ecco, recentemente lei ha preso posizioni anche su questa vicenda dell'Europa. L'Europa insomma non accoglie bene i migranti, purtroppo registriamo in questi giorni, abbiamo visto oltre 4.000 migranti scendere, diciamo, sbarcare nelle coste siciliane. Sì, il fatto che non voglia accogliere, questo mi preoccupa, oltre che mi mette in difficoltà come cittadino europeo, no? Costruire un futuro chiudendo le porte ci fa dire come chiudendoci tra noi non credo che avremo sempre maggiori possibilità. Il rifiuto dell'altro è perdere qualcosa di noi. Il mondo ormai va veloce. Il movimento fa parte della vita del mondo, è strano che si devono bloccare gli uomini. Come si può costruire, cambiare, realizzare qualcosa di diverso? Spira forte questo vento, diciamo, conservatore nel nord, in particolare Europa, stiamo vedendo anche quello che è successo in Francia, insomma si vogliono alzare i muri invece che abbatterli. Sì, ma credo che anche questi atteggiamenti di chiusura creano una reazione da parte dell'altro. Se io voglio venire a casa sua e lei mi chiude la porta, io busserò sempre con maggiore forza, che questi uomini non vengono solo per fare i turisti, ma vengono perché vogliono vivere, ci fa dire che anche chiudendo i muri non torneranno indietro, troveranno altri modi per entrare, perché il desiderio di vita è legittimo per tutti.